Un patrimonio storico e culturale che pulsa nel cuore di Vicenza e non solo. Ricorre infatti quest'anno il 30° anniversario dal secondo riconoscimento ed estensione del sito Patrimonio Mondiale UNESCO Città di Vicenza e le Ville del Palladio nel Veneto. Nel 1996 il sito, che nella prima iscrizione del 94 comprendeva solo il centro storico di Vicenza con i 23 monumenti palladiani e 3 ville suburbane, viene ampliato fino a comprendere al suo interno ulteriori 21 ville palladiane distribuite nel territorio regionale. Di qui l'occasione per mettere in rete le meraviglie palladiane e farle conoscere al pubblico. Vuole proprio essere il momento in cui festeggiamo il nostro sito, che non è solo il sito di Vicenza, giustamente, ma è un sito che riguarda tutte le province del Veneto tranne Belluno, perché ci sono 24 ville che sono disseminate nella nostra regione, 3 a Vicenza e tutte le altre nelle altre province. Nel weekend dal 17 al 19 aprile è in programma un calendario di iniziative in città che coinvolge i beni e le ville palladiane del sito attraverso l'apertura alla visita con tour guidati e itinerari culturali. È una 3 giorni strutturata in maniera complessa, nel senso che abbiamo le aperture straordinarie di alcune ville che solitamente sono chiuse, quindi dal 17 al 19, basta vedere il sito, si potranno appunto trovare delle aperture straordinarie. Abbiamo le guide gratuite, 6 guide gratuite in giro per la città, anche queste sabato e domenica, e poi un silent play, insomma, per avvicinare, come diceva l'assessore, il più possibile le persone al patrimonio UNESCO che abbiamo. E numerose saranno le ville palladiane del sito aperte su tutto il territorio per questo speciale weekend, da Villa La Rotonda a Villa Pisania, a Villa Barbaro a Villa Foscari, solo per citarne alcune.